Ecco qua, siamo invece con il capitano di Montebello, numero 7, Filippo Pippo Schiavo. Pippo, allora non ci arriva ancora questa benedetta vittoria davanti al nostro pubblico, però complessivamente una buona prestazione, siamo stati a tanto così dal perderla, a tanto così dal vincerla, alla fine forse un risultato giusto? Sì, credo che per come sia andata forse è il risultato più giusto. A tratti abbiamo fatto delle belle cose e a tratti no, eravamo in palla e quindi credo che il pareggio sia il risultato più giusto. Volevamo portare a casa i 3 punti per risollevarci un po', per la classifica, per tutto quanto, per il morale, però non ce l'abbiamo fatta, dobbiamo ripartire dalle cose belle che abbiamo fatto perché ne abbiamo fatte e correggere quelle che non sono andate stasera. Secondo te cosa non è andato in particolare? Ma io credo che no, semplicemente in certi tratti della partita abbiamo smesso di giocare. Non so il motivo, abbiamo calato un po' forse la concentrazione o il ritmo o qualcosa del genere e ha fatto sì che gli altri, che il Monza sono venuti avanti, hanno fatto il gol e noi abbiamo subito. E dobbiamo evitare questi momenti di calo durante la partita e correggere questi momenti qua. Per il resto, secondo me, abbiamo fatto anche una buona partita, abbiamo fatto delle belle cose, dobbiamo ripartire da quelle. Io voglio fare i complimenti soprattutto per la tenuta mentale perché prendere un gol a 30 secondi alla fine e riuscire a recuperarlo in pochi, forse questa è la cosa più buona, questo mordente che avete sempre avuto di non mollare mai e quest'oggi almeno da un punto di vista ci ha premiato perché eravamo veramente a poco distanti dal perderla. Sì, sì, no, sicuramente il gol a 30 secondi, 30 secondi dalla fine L'avete che preso abbiamo subito. subito. A 30 secondi dalla fine è stata una bella batosta e siamo stati bravi a risollevarci lo stesso, anche se mancava pochissimo tempo, a trovare il gol che secondo me lo meritavamo, cioè, come ho detto prima il pareggio era il risultato più giusto e quindi questa è una cosa positiva, è una nota positiva che comunque come va la partita noi non molliamo mai, però dobbiamo cercare di fare qualcosa in più. Va bene, un in bocca al lupo e un ringraziamento a Pippo Schiavo, alla prossima, ciao, grazie.